Nel 2022 in Veneto si sono verificati 13.220 incidenti stradali che hanno causato la morte di 321 persone e il ferimento di altre 17.286. Secondo i dati Istat, rispetto al 2021 aumentano i sinistri del 6,6%, i feriti del 4,7%, ma la variazione maggiore si riscontra per le vittime più 12,6%. Stando all'analisi del Centro di Monitoraggio Incidenti Stradali della provincia, sono 44 i sinistri mortali con 51 vittime da inizio anno ad oggi nella Marca. Fermare questa strage è l'obiettivo di tutti i soggetti coinvolti, tra cui la stessa provincia, che da 20 anni organizza per le scuole superiori lezioni di educazione stradale. Ecco, qua ci fermiamo ragazzi. L'incidente classico a velocità urbana. Lo scooter non andava più di 40 all'ora, l'auto 50-60 all'ora massimo. È un format che lavora sulla psicologia dei ragazzi con immagini forti e sulla renderli consapevoli di alcuni comportamenti che possono essere utili a loro stessi piuttosto che a terzi. Spesso sono proprio i comportamenti sbagliati alla guida all'origine degli incidenti, tra i giovani la distrazione per l'uso del cellulare o eccessi di velocità, tra chi invece ha la patente da anni si registrano difficoltà in determinate circostanze come nell'affrontare le rotatorie. Potrebbe essere un'idea quella di arrivare a una sorta di revisione della patente, potrebbe essere, rende tutti più consapevoli all'evoluzione del codice della strada e ai nuovi sistemi, per esempio, dei mezzi. Si lavora alla prevenzione su 2 livelli, con la giusta informazione e intervenendo sulle infrastrutture. I limiti e le regole ci sono, continua Marcon, stiamo intervenendo per rendere le strade più sicure e qui si apre un altro capitolo legato alle risorse sempre più limitate degli enti. Se continuerà questo impianto di finanziaria, ci troveremo a non avere le risorse per fare la manutenzione ordinaria e conseguentemente andremo in situazioni di straordinarietà che hanno la beffa di essere più costose.